Lascio la parola per qualche minuto a Don Francesco Maceri, preside della Facoltà Teologica di Cagliari, perché è stato tirato in ballo dall'intervento di Paolo proprio a proposito della formazione, quindi di questo corso che è stato avviato qualche mese fa. Grazie. Buongiorno. Nel mio cartellino c'è scritto relatore, ma non sarò un relatore, nel senso che giusto voglio rivolgere un saluto ed esprimere alcuni sentimenti miei personali, ma diciamo di tutta la comunità accademica della Facoltà Teologica della Sardegna. Il primo sentimento è quello di una gratitudine vera, sincera, non formale, verso l'assessorato al turismo, all'artigianato e al commercio, perché ci ha coinvolti come facoltà teologica e quindi ha avuto anche fiducia, ecco, nelle competenze dei nostri docenti. Quindi è un grazie di cuore. Il secondo sentimento, direi un sentimento di soddisfazione reale, ma sottolineerei più l'aggettivo reale che non il sostantivo soddisfazione, perché altrimenti potrebbe sembrare una sorta di autocompiacimento. Reale perché siamo contenti al termine di questo corso, pur sapendo, diciamo, avendo consapevolezza di alcuni limiti, limiti che in parte ci hanno segnalato anche i corsisti, ecco, e vogliamo ringraziarli anche per questo apporto che hanno dato di osservazioni. Direi che forse più che dirette a evidenziare dei limiti, erano delle osservazioni propositive, anche un po' per far emergere le potenzialità di quello che è stato fatto. E quindi è un segno anche che hanno partecipato con passione, con desiderio, e quindi voglio ringraziare loro per questo. Ecco, quindi soddisfazione, ma appunto consapevole dei limiti. Un primo limite qual è? Come è stato ricordato poco fa, veramente ci siamo trovati dinanzi, ecco, a preparare, non improvvisare, ma a preparare un'iniziativa che è nuova, a sviluppare un'idea originale, quindi in qualche modo questo corso ha avuto un carattere anche sperimentale, però appunto preparato, abbiamo fatto diversi incontri, non è improvvisato. Va da sé che molte cose si capiscono dopo, è l'esperienza che ci istruisce, anche noi che facciamo appunto studi accademici, poi alla fine è l'esperienza che ci insegna. Ecco, così come alcune, diciamo, questioni che possono riguardare l'organizzazione, i problemi del tempo, della distribuzione nel tempo dei corsi, ecco, sono emersi diversi elementi sui quali appunto lavoreremo, anche diciamo l'organizzazione dei corsi. Ecco, però sostanzialmente direi che veramente c'è una grande contentezza, soddisfazione. Credo che alla fine sia rimasta anche nei corsisti un gran desiderio di approfondire questo. La terza cosa è che credo che effettivamente l'opportunità, il vantaggio, forse non lo so, dovremmo dire anche il dovere che abbiamo, ecco, di continuare. Continuare innanzitutto la ricerca, e questo lo dico per noi come facoltà, per noi come docenti, che evidentemente abbiamo già una competenza, ma credo che abbiamo anche bisogno di continuare la nostra ricerca proprio per migliorare sempre di più la proposta. Ecco, quindi continuare con la ricerca, continuare con l'approfondimento. Di che cosa? Di tante cose, ma direi soprattutto la ricerca e l'approfondimento che riguarda il legame tra culto e cultura, che non è soltanto un legame etimologico, è un legame questo antico, è un legame molto stretto, è un legame che qui in Sardegna è testimoniato dappertutto. Allora direi anche mirare sempre di più alla formazione di guide che sappiano leggere in una chiesa, in un monumento, in un retablo, tante cose, ma anche questa fusione, questa collaborazione, questa commistione feconda di fede e cultura, di culto e cultura, no? E quindi poi saperlo anche esprimere. Ecco, questi sono un po' i miei sentimenti. Concludo allora ringraziando di nuovo l'assessorato, ringraziando i corsisti.
non ho detto nulla sul corso perché, se volete delle informazioni fondamentali, lo trovate su questo Deplian che sta nel banco della reception, ma soprattutto per chi fosse interessato e volesse approfondire i contenuti del corso è imminente la pubblicazione, ecco, di un volume che raccoglie tutte le lezioni e quindi metteremo a disposizione di tutti il lavoro che è stato fatto. Grazie per l'ascolto. Don Francesco, resti un attimo. Grazie. C'è un piccolo video che credo si riferisca a questa esperienza. Chiedo se siamo pronti per partire e nel frattempo io le faccio una provocazione. Lei sa che un dono non è mai per se stessi ma è per la condivisione. Io vi prego, portate questa esperienza in continente. Portatelo nella facoltà teologica di Milano, del nord Italia, che non si sogna neanche questi percorsi, ma portateli poi sui tavoli di confronto con Roma. I monumenti sono, i nuraghi sono muti e le chiese rischiano di essere mute, quindi è un'occasione, un'opportunità per un nuovo dialogo, ma per un nuovo percorso di apprendimento. Quindi le faccio la provocazione di rivederci a Milano. Posso dare una piccola, anch'io faccio non una provocazione, una proposta. È prevista la presenza di Monsignor Miglio questa sera. Ecco, allora io le direi di dire la stessa cosa a Monsignor Miglio, che è il gran cancelliere della facoltà, quindi il responsabile numero uno, ecco, perché diciamo poi noi abbiamo bisogno. Quindi allora l'assessore al vescovo ci lasceremo alcune provocazioni di questo percorso. Grazie. Il video è pronto?
Bene, grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.